Buonasera a tutti, siamo alla seconda lezione del nostro corso di archeologia e abbiamo il piacere di ospitare anche quest'anno la professoressa Giovanna Gambacurta, docente di etruscologia e antichità italiche presso l'Università di Ca' Foscari, che ci farà ascoltare la seconda lezione che, come la precedente, riguarda il Veneto preromano. Poi dalla prossima passeremo al Veneto romano. È inutile che adesso io ne parli perché stiamo per ascoltare lei, ma credo che questa lezione che sentiremo adesso sia concatenata con quella che abbiamo sentito mercoledì scorso, perché credo che entrambe due riguardino immagini, documenti, notizie e informazioni che si possono ricavare dalla cosiddetta arte delle situle. Buon ascolto a tutti e grazie professoressa. Grazie a Margherita Tirelli per questo invito, grazie all'Ateneo Veneto per darmi l'opportunità di essere sempre in questo posto davvero prestigioso e magnifico, per una chiacchierata, per una conversazione che spero sarà gradevole per voi, così come lo sarà per me, perché a me piace sempre cercare di esprimere anche ad un pubblico più vasto quelle che sono delle ipotesi o delle conoscenze che negli anni sono state acquisite. E il tema di stasera è quello del paesaggio nell'arte delle situle, cioè è un po' vedere in questa forma artistica che adesso andiamo a vedere come si declina, come gli antichi cercavano di esprimere le caratteristiche del paesaggio. C'era un modo particolare, c'erano alcuni simboli, c'erano alcune manifestazioni che magari però per noi oggi non sono così immediatamente comprensibili, ma che invece per loro dovevano essere molto chiare. E quindi così cominciamo un po' con una tematica che posso considerare una tematica trasversale. Che cos'è questa arte delle situle? Le situle sono sostanzialmente, probabilmente ne ha parlato anche Luca Zaghetto la volta precedente, perché in questo lavoriamo un po' insieme su questi temi. Comunque è un tipo di vasellame in bronzo, sono dei vasi di bronzo, di metallo, che hanno una lunghissima storia, dalla preistoria al primo millennio a.C., alla protostoria, e che sono oggetti molto generici. Però un gruppo di questi oggetti, un gruppo di questi vasi, hanno una caratteristica particolare, che è quella di essere decorati con una forma di sbalzo, con delle storie, con delle scene che sono anche scene narrative. Per quello si parla di un'arte delle situle, cioè le situle sono migliaia, ma solo alcune hanno questa decorazione, solo su alcune c'è questa caratteristica. E come vedete dalla carta che vi sto proiettando, il maggior numero delle situle decorate sono state rinvenute in Veneto, qualcosina in Trentino, molto in Slovenia, però tenete conto del fatto che gli esemplari rinvenuti in Slovenia sono di un secolo e mezzo più tardi. Quindi l'origine, il cuore di questo nuovo modo di decorare questi oggetti di bronzo è proprio il Veneto. In particolare potremmo dire Este, che era nel primo millennio avanti Cristo la capitale del Veneto antico insieme a Padova. Cosa sono? Come si lavoravano questi oggetti? Qui è una vecchia foto, ma insomma sempre efficace. Stefano Buson, che è stato per tanti anni restauratore al Museo Nazionale di Este e che è un abile artigiano, ha provato a rifare questi oggetti, ha provato a rifarli proprio per capire come venivano realizzati. Allora, le situle sono questi secchi di bronzo, quindi si doveva partire da una lamina che era una sorta di ventaglio, no? Di una lamina più o meno trapezioidale, che poi veniva chiusa e inchiodata. Ma quando la lamina è aperta ci si poteva fare un disegno, il disegno veniva cesellato dal dritto, sbalzato dal rovescio, e quindi la caratteristica di questi oggetti è che non hanno solo una decorazione figurata, ma che questa decorazione figurata, attraverso lo sbalzo,
acquisisce una vitalità perché è come un po' tridimensionale, quindi sono immagini molto vivaci, proprio perché hanno questa forma di quel po' di tridimensionalità che può essere data appunto da uno sbalzo. All'inizio, all'origine, i primi oggetti che vengono decorati sono in realtà oggetti più piccoli. Il più antico oggetto che abbiamo è un tintinnabulum, è un sonaglio, 10 centimetri di altezza, una piccola cosa, rinvenuta a Bologna. Siamo nella seconda metà del VII secolo a.C. È il più antico degli oggetti, di questi oggetti che troviamo, raffigura a partire, diciamo, dal basso, 2 donne sedute che tirano fuori da un grande cesto la lana, al di sopra c'è una donna che fila, in basso, diciamo, sul retro c'è la preparazione dell'ordito e sopra una scena di tessitura. In buona sostanza, in questo sonaglio è raffigurata, come dire, tutta la filiera della produzione dei tessuti, che era una delle attività principali delle donne di rango. Noi ricordiamo Penelope che tesseva la sua tela, no? Ecco, un po' il senso è questo. Ma non è nella tematica di questa sera, ve lo faccio vedere per dire i primi oggetti sono oggetti piccoli perché era difficile proporzionare le immagini, voler raccontare qualcosa nello spazio a disposizione. E gli oggetti immediatamente successivi sono i coperchi, perché queste situle, questa specie di secchielli di bronzo avevano a volte anche il coperchio e quindi sul coperchio era più semplice posizionare in forma circolare, no? Fare queste specie di cerchi in genere con delle serie di animali. Ma ve l'ho fatto vedere un po' per arrivare poi rapidamente a quelle che sono le situle, a quelle che sono le situle vere e proprie. Qual è il passaggio? Il passaggio è questo. I coperchi, come questo pendaglio che avete visto, hanno una superficie limitata. Quindi, se si vuole arrivare, no? Se c'è una committenza che va dall'artigiano e dice ma io ci voglio una storia su questo oggetto, perché questo è il fine, no? Di questi oggetti sbalzati con una decorazione, vogliono raccontare qualcosa. E allora qualche artigiano deve aver pensato che una buona superficie la offriva questo vaso che era più grande e che essendo più grande era anche possibile suddividere in tanti registri, cioè in tante fasce. In questo modo le situle offrono una superficie maggiore, una possibilità di articolazione maggiore della narrazione e diventano l'oggetto principale di questo tipo di arte. Anche se poi si continuano a decorare anche gli oggetti più piccoli, ci sono i foderi di coltelli, i foderi, i cinturoni, i foderi delle spade, cioè ci sono molti, le lamine votive, cioè gli oggetti votivi, forse chi era qui alla conferenza di Zaghetto li avrà anche visti, sono molti, ma l'oggetto principale diventa la situla perché la situla diventa una possibilità di narrazione, una possibilità di racconto. Qui ne vedete 2 che sono le più famose in assoluto, la Benvenuti di Este perché è la più antica in assoluto e la Certosa di Bologna, prodotta probabilmente un 50 anni dopo, un 30-40 anni dopo, insomma una generazione dopo, diciamo così, e poi danno il via ad una serie, ne vedremo alcune. A cosa servono? Perché questo è l'altro tema e da cui si collegherà poi anche il tema del paesaggio. La discussione su questo è stata una discussione molto lunga, perché molti studiosi per tanti anni hanno pensato, siccome le situle si trovano nelle tombe e in genere fungono, cioè in genere hanno dentro le ossa combuste di un defunto o di una defunta, molti studiosi hanno pensato che la loro funzione fosse soprattutto una funzione funeraria e che le storie raccontate su questi vasi fossero storie legate al tema della morte, dei funerali, della celebrazione della persona, di una persona importante nel momento della sua scomparsa e così via. È stato sempre Stefano Buson, questo restauratore del Museo Testino, che ha
studiato a lungo le situle, che ne ha restaurate anche tante, che si è accorto di una cosa, di un dettaglio molto importante. Tutte queste situle, tutte, hanno segni di essere state usate, si rompevano in qualche punto e le restauravano. Questo è un dettaglio non da poco, perché è chiaro che vuol dire che non erano fatte al momento del funerale. Questi oggetti erano probabilmente in casa e, per esempio, la situla della Certosa, quella di Bologna, lei si data intorno al 600 a.C. come produzione, ma è in una tomba di quasi 100 anni dopo. Quindi cominciamo a pensare che questi fossero cimeli, cioè che fossero oggetti importanti nella famiglia, mantenuti e trasmessi di generazione in generazione, anche perché dovevano avere un costo non indifferente, fino a quando poi ad una persona che aveva avuto un particolare ruolo nella famiglia o un particolare significato veniva concessa e attribuita per essere usata come contenitore, appunto, ossuario delle ossa combuste, quindi come nell'ambito del suo funerale. Ma era una concessione di grande rilievo sicuramente. Questo ha cambiato un po' la prospettiva, perché allora le figure che ci sono sulle situle ci devono raccontare qualcosa che non riguarda il momento della morte, ma qualcosa che riguarda un altro, dei momenti di vita. Ora, la loro funzione era probabilmente quella di essere esibite nei momenti di banchetto, nelle celebrazioni, nelle feste familiari, come contenitori delle bevande. Quali bevande? A nord, in centro Europa, le situle sono usate di più per la birra, perché là si beve la birra. Da noi, in questa zona, di più per il vino e per mescolare l'acqua e il vino, così come era tradizione, no? Anche nella Grecia, anche a Roma, così come impariamo da Polifemo, quando cerca di ubriacare il ciclope offrendogli il vino puro senza l'acqua, che non era da bere per gli uomini. E quindi è dalla situla che si attinge, no? E il vino viene distribuito nell'ambito di un banchetto, di una cerimonia, di una festa familiare. E allora la famiglia vuole un oggetto, o il capo famiglia vuole un oggetto che racconti qualcosa della propria fortuna, del proprio status sociale, della propria storia, qualche cosa, insomma, che sottolinei la propria importanza nella società. Questo è il quadro generale. Adesso noi passiamo a vedere invece questo tema trasversale, che è il tema del paesaggio, che vediamo attraverso alcuni esemplari, alcune di queste situle, perché si può descriverne una piuttosto che un'altra. L'altra volta so che avete parlato del tema della guerra. A me ha affascinato, quando ho studiato alcuni di questi oggetti, mi ha affascinato molto vedere come la ricostruzione di uno sfondo paesaggistico, che è il modo di inquadrare una storia, no? Che cos'è il paesaggio? È di dire dove sono accadute queste storie che ti sto raccontando, sia affrontato nelle diverse situle in modi molto diversi. Questo mi ha sempre colpito. E quindi utilizzerò alcune interpretazioni anche di Luca Zaghetto, alcune più legate, diciamo, a oggetti che ho studiato io, ma insomma è per farvi vedere come ci sia anche una diversità in questo. E partiamo proprio dalla situla Benvenuti. La situla Benvenuti è questa situla di Este. Siamo poco dopo la metà del VII secolo a.C., raffigura, come vedete, ha 3 registri decorativi. In alto, a partire da sinistra, vedete che c'è un signore in trono che sta con un cavallo, che tiene per la cavezza un cavallo. Ci sono delle scene un po' dopo di un pugilato, un altro signore in trono. Ci sono degli animali e delle bestie fantastiche, di cui forse avete già sentito qualcosa, ma su cui voglio sorvolare. Il secondo registro, il centrale, è una sequenza di animali, e il terzo invece è una sequenza di guerra. Una cosa che possiamo sottolineare subito è questa.
Se guardate il margine, diciamo così, a sinistra, dove c'è il Signore in trono, sotto il Signore in trono c'è un leone alato, quindi un animale per una certa misura fantastico, perché è alato, e per un'altra misura regale, perché è un leone. E sotto ancora c'è un personaggio semisdraiato che suona un corno da caccia e che sta per essere ucciso con la lancia da un nemico. Ma dov'è in questo racconto, in tutto questo racconto, che probabilmente possiamo andare anche un po' a spanne, ma probabilmente il primo registro, la parte più alta, ci dice che si sta celebrando una festa si celebra perché nell'ultimo registro c'è una scena di vittoria di una guerra, quindi si è vinto una guerra, c'è stato, diciamo, un pericolo scampato e quindi chi ha vinto la guerra può celebrare una festa. Nel registro centrale ci sono una serie di animali e ci possiamo anche chiedere: ma qual è il paesaggio? Cioè, il paesaggio sono questi elementi vegetali, questa sorta di piantine che vediamo spuntare tra una figura e l'altra? Oppure, in alto a destra, c'è un uccello che ha un pesce nel becco. Ora, un uccello che ha il pesce nel becco è un uccello acquatico, può riferirsi appunto a ambiti marini o paludosi o lagunari, questo vabbè. Però è poco, come dire. Dov'è davvero il modo di inquadrare l'evento? Perché questi tre registri raccontano sempre un che cosa, un chi, un dove, un quando, diciamo così. Cioè, chi è il Signore seduto in trono? È Lui il protagonista. Che cosa è la scena della guerra, quando sarebbe un po' difficile, ma in qualche modo ci si potrebbe arrivare, sicuramente dove. Che cosa ci dice dove avviene tutto questo? E allora Luca Zaghetto, nella sua interpretazione, che io adesso riprendo perché mi è sembrata molto efficace, ha identificato questo secondo registro con gli animali come il luogo del dove, come una forma di rappresentazione del paesaggio. Perché se noi andiamo a leggere tutto il dettaglio del secondo registro, abbiamo, partendo da sinistra, il leone alato che ha una posizione rampante, cioè lui alza la zampa come a voler dare una zampata a qualcuno. Poi lui è seguito da un bovino che sta brucando, un uomo che tiene al guinzaglio un cane, e questa è una scena di animali domestici sostanzialmente, no? E poi vengono due animali fantastici che sono una sfinge e un grifo, e poi vengono altri due animali che sono più realistici perché sono uno stambecco e un cervo, ma non sono domestici. Allora, in questa lettura bisogna anche tenere presente, questi dettagli poi nelle situle successive diventeranno più facili da vedere, che noi vediamo lo svolgimento, no, da sinistra a destra, nel senso della lettura, ma questo era un vaso in cui lo dobbiamo tenere presente nel suo volume. Il leone alato verso chi alza la zampa? Verso il cervo che lo precede, se noi abbiamo la figura chiusa. Non so se è chiaro questo, spero di sì, perché è quello come dire, la chiave di lettura è questa. Cioè il leone alato sta per assalire il cervo e si allontana, cioè va via, rispetto al bovino e all'uomo col cane. Quindi il leone alato abbandona un ambito, diciamo così, potremmo dire quello più domestico degli animali domestici, e va verso il cervo, lo stambecco, il grifo, la sfinge. E allora Zaghetto ha provato a pensare che tutto questo fosse una metafora, cioè che gli animali non sono validi di per sé, ma sono validi perché rappresentano un tipo di paesaggio che è quello dove vivono.
E questa è la sua ricostruzione che io trovo molto efficace. Che cosa vuol dire questa figura, quindi, questo secondo registro della situla? Vuol dire che il leone alato si sta allontanando dai territori più vicino alla città, che sono quelli dove si ara, dove c'è il bue, dove c'è il signore col cane che lo porta a spasso, cioè il territorio proprio, diciamo, contiguo alla città, quello dei campi coltivati e dei primi territori di caccia. Si inoltra in un territorio selvaggio, che è rappresentato prima dal cervo, che abita gli ambiti collinari, poi dallo stambecco, che abita la montagna più alta. Poi, quando si arriva a quelle parti della montagna che sono inaccessibili, non abbiamo più gli animali veri, abbiamo gli animali fantastici con cui gli antichi identificavano questi luoghi oltre, no? Quindi il grifo, che è simile all'aquila, proprio per la parte della parete montuosa, la sfinge, che è l'animale delle vette, da cui giudica, vede. In termini, come dire, se torniamo alla situla e vediamo la rappresentazione del paesaggio in questa chiave, allora tutto diventa più evidente, perché il leone alato, che è la metafora del Signore, non a caso è sotto il trono, perché il leone alato rappresenta metaforicamente il padrone, il signore, il personaggio più importante della scena. Si sta allontanando dai suoi territori, rappresentati dal bue e dall'uomo col cane, cioè dai territori contermini alla città, si inoltra nelle montagne perché va a combattere per difendere la sua città. Quindi fa un viaggio che è in andata e che poi è in ritorno, e quando torna può festeggiare con tutti gli altri, con gli amici, e forse probabilmente con il sacrificio di un cavallo, che è la più importante delle cerimonie in caso appunto di vittoria regale, ma può festeggiare perché? Perché è un signore vittorioso. Quindi qual è il paesaggio qui? Il paesaggio è rappresentato attraverso una serie di simboli e di metafore che probabilmente che noi, la situla Benvenuti è stata rinvenuta nel 1876 e questa interpretazione ha meno di 10 anni, cioè erano più di... ci si rompeva la testa per capire che cosa fosse questa roba da parecchio. E quindi per questo penso che possa essere una lettura efficace. E poi lo penso perché se adesso questo schema andiamo ad applicarlo ad altre figurazioni, vediamo che questi discorsi ritornano e che ci sono delle similitudini. Quello è che conferma, no? Cioè, perché se cerchiamo una conferma di un'ipotesi, di un modo di leggere questi documenti, bisogna avere degli altri esempi. E un'altra situla significativa è una Arno Aldi, è una situla un po' più recente, viene da Bologna, è un po' meno raffinata, un po' meno bella nella decorazione, però è molto significativa. E adesso vediamo perché. Nel primo registro abbiamo ancora un episodio di festa che comincia con una scena di pugilato e una corsa di carri, di bighe. Nel secondo abbiamo una sfilata di armati. Il terzo è piccolo piccolo, probabilmente qui l'artigiano ha suddiviso male lo spazio, gli rimaneva poco spazio nella parte più bassa, diciamo, del vaso, e ha fatto tutti questi animaletti piccoli piccoli piccoli, ma c'è una figura al margine sinistro che adesso vediamo e che è molto significativa. Però noi partiamo sempre dal secondo registro, perché anche qui è quello che ci parla un po' del senso del paesaggio, che è un altro paesaggio di guerra, perché il primo che abbiamo visto sulla situla Benvenuti in qualche modo era un paesaggio che portava verso la guerra, no? Verso le montagne. Si attraversavano le montagne per andare in guerra, per difendere un confine in qualche modo. E qualche cosa c'è anche qua, perché questa è una scomposizione un po' ingrandita del secondo registro, che comincia con una... questa volta vi parto da destra, uno strano elemento vegetale, che poi lo vedete, cioè è già esplicitato, perché è una spiga di grano.
Poi c'è un cavaliere, poi ci sono tutti gli armati che procedono. Dove stanno andando questi armati? L'elemento vegetale che è dall'altra parte opposta è un albero, che alcuni identificano come un abete o un larice, perché vedete che ha i rami che vanno verso l'alto e le fogliette che scendono verso il basso. È un albero da montagna. E quindi qui potremmo dire che ancora una volta due elementi molto semplici, anche molto stilizzati, ci fanno capire di che cosa parliamo. Da una parte i campi coltivati, il grano, e siamo vicini alla città perché i campi coltivati lì devono essere, e dall'altra un elemento che caratterizza la montagna. Ora badate bene che questa situla è prodotta a Bologna, non sono le Alpi, non sono come per Este, quindi le montagne impervie. Questo tipo di abeti, in particolare l'abete rosso, è abbastanza tipico dell'Appennino. Quindi da Bologna verso quella zona appenninica emiliano-toscana che sta dietro alla città e che è necessario scollinare per andare verso il centro Italia. Ancora oggi Bologna è un nodo fondamentale, no, nelle strade. Quali altri elementi ci sono? C'è qualcos'altro che ci dice qualcosa di più? Io vi ho segnato un oggetto con un cerchietto rosso. Perché? Perché quella è una punta di lancia piantata al suolo con sopra una sorta di elemento, di coronamento, e cioè quella che chiamiamo un'insegna. Dove si pianta il suolo? Dove un esercito pianta il suolo un'insegna? Cosa dice un esercito che pianta il suolo insegna? Dice: io arrivo fin qui, cioè io fin qua. L'insegna può essere il segno del confine, di dove loro sentivano di andare a difendere un territorio e i suoi confini. E in marrone è segnato un altro elemento un po' piccolo, che sono due lance piantate a terra, e qua c'è il riferimento ad un rito che viene descritto anche dalle fonti latine, per cui scagliare una lancia e piantare una lancia oltre il segno del confine è una sorta di dichiarazione di guerra. Quindi siamo in un momento abbastanza drammatico, c'è una dichiarazione di guerra. Anche in questo caso dobbiamo pensare che la guerra sia stata vinta dal padrone della situla, che l'ha voluta poi raccontare, perché sopra c'è la festa, che non vediamo, ma la diamo per scontata. Però questa situla, in quella cosa piccola piccola sotto, ci dice anche un'altra cosa, cioè ci dice perché è scoppiata questa guerra, che cosa stava succedendo. E allora ve lo faccio vedere un po' ingrandito perché è davvero piccolissimo. Al margine sinistro della situla, che come al solito bisogna ricollegare al destro, c'è un uomo, un omino piccolo, inginocchiato, con l'arco e le frecce. E al margine destro c'è una cerva con 2 frecce sulla schiena. Quindi lui sta cacciando. E c'è tutta la mandria dei cervi per dire che insomma lui cercava proprio di cacciare il cervo. La caccia al cervo è una caccia regale. Il cervo è animale nobile, quindi sono sempre i signori che cacciano il cervo. E questo è già un simbolo. Lui dov'è? Perché chi ha disegnato questa situla, diciamo, e l'ha fatta, non ha messo lui a destra, all'estrema destra, dietro il cervo? Perché l'ha messo all'estrema sinistra, che poi bisogna, diciamo così, ricollegarlo idealmente? Perché lui è sotto il segno del confine. Cioè lui verticalmente è sotto quel punto dove l'esercito si sta recando, che rappresenta il confine del territorio, che l'esercito va a difendere da chi? Da quello che caccia il cervo. Perché? Perché un'altra cosa che dobbiamo tenere presente è che tendenzialmente, se noi guardiamo questi armati, nessuno ha l'arco, hanno tutti le lance, e tendenzialmente la caccia, per il mondo etrusco come per il mondo, anche per il mondo dei Veneti antichi, è la caccia con la lancia.
le frecce sono l'arco e le frecce non sono un elemento così usato. L'arco e le frecce sono un'altra dimensione che spesso si trova, ad esempio, nel mondo alstattiano, al di là delle Alpi, a nord-est. E quindi colui che caccia con le frecce, con l'arco e le frecce, potrebbe rappresentare il nemico, cioè colui che con delle incursioni entra a mettere in pericolo le risorse del territorio. Ora Tito Livio, per esempio, ci dice molto bene, quando descrive la guerra tra Roma e Veio, che la guerra una volta non è che sempre fossero gli eserciti armati, ma quasi tutte le guerre, in gran parte, erano fatte con le razzie, le incursioni. Il nemico sconfinava, andava a rubare il bestiame, andava a predare i campi, tornava indietro rapidamente e fiaccava le risorse, no, dell'altra città o dell'altro paese. Quindi queste forme di sconfinamento nella caccia sono simbolicamente molto importanti per l'economia di un territorio e di una città e poteva essere necessario in qualche modo difendersi. Ora, tutta questa interpretazione adesso progressivamente andiamo a vederla anche da qualche altra parte, ma in questo caso noi abbiamo ancora un territorio indicato da due elementi che abbiamo detto all'inizio, il grano e l'abete, simbolici, che però sono due elementi vegetali, questa volta non sono gli animali. E arriviamo a Montebelluna, dove ci sono ben 3 situle decorate, è un centro importantissimo, diciamo. Qui le 3 situle, 2 hanno una rappresentazione del paesaggio simile e con un significato simile. La terza, quella che vedete sulla destra, che è anche la più antica, diverso, si distacca. Quindi il modo di rappresentare il paesaggio e il modo di raccontare che queste situle hanno non è sempre lo stesso. Le prime 2, la prima la vedete è un po' un secchiellino piuttosto piccolo, e la seconda invece è una vera e propria situla, ma questo è un dettaglio non così importante. Allora, la prima è un rinvenimento ottocentesco, che viene appunto da Santa Maria in Colle a Montebelluna, e che cosa c'è? Nella fascia inferiore, qui i registri sono solo 2, l'oggetto è molto piccolo e purtroppo anche molto rovinato, lo vedete, ci manca tanta parte della decorazione, però alcuni elementi fondamentali ci sono. Vedete che c'è, se guardate a partire da sinistra, c'è una sorta di cervo giovane con un corno solo, c'è un uomo che ara con l'aratro e probabilmente il bovino attaccato all'aratro, andando più avanti sulla destra c'è un cervo. Quindi c'è una scena di aratura. È possibile che dove mancano tante cose ci fosse anche la scena di caccia. Sopra, in alto, c'è una scena erotica, cioè c'è la rappresentazione di un atto sessuale che probabilmente si collega alla scena dell'aratura e ci dice che una delle metafore più importanti che il paesaggio rappresenta è quella della fertilità, che è una fertilità a 360 gradi, perché la fertilità è fortuna sia, diciamo, nel mondo animale o nel mondo vegetale per i raccolti, così come nel momento in cui garantisce la dinastia delle famiglie. Quindi questa rappresentazione è una rappresentazione che ci parla di un paesaggio che vuole legittimare la forza e la certezza della discendenza dell'unità familiare. Ma questa situla, come vedete, è proprio malmessa, poverina. Proviamo a vedere questo in una un po' meglio. Eccola qua, un po' più completa. Questa è una situla rinvenuta piuttosto recentemente, sempre a Montebelluna. Il primo registro è un lungo corteo dove c'è anche una donna portata su un carro, vi dico questo poi capirete perché. Il secondo registro è una festa, che probabilmente è una festa matrimoniale. Il terzo registro, anche qui è molto evidente che cos'è il paesaggio, perché c'è, a partire da destra questa volta, 2 cervi, un aratore, qua lo vedete bene, l'uomo con l'aratro, il bue che tira l'aratro,
un uomo a cavallo, un signore che caccia i cervi con le lance. Vedete che questo caccia con le lance, cioè questo è un locale, è lui, è il signore della situla che caccia, che esercita il suo diritto cacciando con le lance i cervi, una serie di cervi prima di lui. E come vi dicevo, nella festa, eccola qua, cioè quindi c'è lui che caccia, nel primo registro c'è una donna portata, diciamo, su un carro, che potrebbe essere la scena che prelude ad una festa matrimoniale, e nel registro di mezzo, dopo la festa, cosa c'è? C'è una scena erotica e due signore affrontate che filano. Però proviamo a guardarle bene. La scena erotica è quella che prelude naturalmente appunto alla discendenza familiare e che e anche in questo caso è la fertilità della famiglia come la fertilità del paesaggio. Di queste due signore, se voi le guardate bene, quella a destra è più alta, è più grande, ha in mano un fuso e una filatura più consistente, più lungo e più consistente, affilato di più, e soprattutto ha molto evidente la linea del seno, poi ha i fianchi stretti con la cintura sulla gonna. Quell'altra è più piccola, non si vede il seno, ma si vede una bella pancia prominente e una cintura bassa, che potrebbe essere assolutamente lo stato di gravidanza conseguente in qualche modo all'atto precedentemente illustrato, e che ci legittima ancora di più a pensare che il paesaggio in questo caso è una forma di legittimazione e di, come dire, di voler proprio far vedere la prosperità di questa famiglia in tutti i suoi aspetti e in tutta la sua possibile discendenza. Come vi dicevo, la terza situla di Montebelluna, un po' più vecchia di queste due, ha una scena di paesaggio diversa. Perché? Perché questa è una situla dove ci sono solo gli uomini. Nella prima linea ci sono 3 carri, nel primo registro ci sono i carri con una sfilata, con dei cavalli, nella seconda un esercito, quindi anche là ricominciamo a parlare un po' di guerra, e nella terza aratura, caccia. Anzi, andiamola a vedere meglio il terzo registro, perché anche qua vedete che cosa c'è. Sulla sinistra c'è l'arciere inginocchiato, come è la stessa posizione della situla Arnoaldi di Bologna che abbiamo visto prima, e anche qui lui sta tendendo la sua freccia nei confronti di un grande cervo che è all'estrema destra. Quindi lui caccia il cervo. Poi c'è l'aratore e c'è colui che caccia i cervi con le lance, che va nella direzione opposta. Cioè l'uomo a cavallo che caccia i cervi con le lance va verso destra. L'arciere va verso sinistra, cammina cioè in posizione contraria e caccia in un altro modo. E questo è un po' la conferma del fatto che probabilmente lui è un personaggio non locale. E anche in questo caso, dove si pone l'arciere? Sotto il primo dei militari armati del registro superiore che sta ficcando la sua insegna al suolo, cioè il segno, il simbolo del confine. Anche questo arciere sta sconfinando. Quindi anche in questo caso, in qualche modo, noi parliamo di una storia, cioè chi ha commissionato questa situla voleva raccontare una storia in cui lui, che credo fosse uno degli armati, cioè che uno che faceva parte di questo esercito, se non il capo, ha voluto raccontare che lui aveva difeso il territorio dalle incursioni nemiche, che lo aveva difeso in maniera efficace, tanto che poi si era potuto fare una bella festa. E quindi, diciamo così, volendo si può far slittare tutta la decorazione. Si può far slittare la decorazione mettendo l'arciere davanti al cervo e si può far slittare la decorazione anche con i cavalli, perché diciamo nella situla originaria voi avete in alto a sinistra 2 cavalli,
due cavalli non montati che vengono portati con le redini da dietro da un personaggio, e poi ne avete uno uguale a destra. Allora anche qua avevo pensato ad uno slittamento e vi faccio vedere perché. Eccolo qua. Perché su questi 3 cavalli che corrispondono a 3 uomini con l'ascia, quindi sono 3 cavalli destinati al sacrificio, però penso in momenti diversi, perché sulle redini dei cavalli, sul primo è appoggiato un uccello, che è probabilmente una cornacchia o un corvo. Sul secondo, l'animale, l'uccello, non si appoggia sulle redini, ma ci sta arrivando, ha i piedi staccati, e sul terzo l'uccello è in volo. Questo potrebbe darmi il senso che questi 3 sacrifici degli equini dovevano essere fatti in 3 momenti diversi. E potrebbe essere progressivo, ma l'importante è aver identificato il tipo di animale. Perché? Perché noi sappiamo dalle fonti che esisteva per i Veneti, vi faccio vedere, è Teopompo che ce lo dice, che esisteva per i Veneti una cerimonia che veniva fatta in autunno e che consisteva nell'offrire focacce ai corvi, alle cornacchie o ai corvi, lungo i confini dei campi arati, perché loro non andassero a beccare le sementi. Cioè, nel periodo della semina, in autunno, si offrivano le focacce ai corvi perché loro non andassero a beccare le sementi. E dice Teopompo, se i corvi accettavano questa offerta della focaccia e se le mangiavano, si era tranquilli, si pensava ad una stagione prospera, altrimenti no, perché avrebbero beccato tutte le sementi. E quindi, come dire, questo aver identificato questo animale potrebbe essere importante, perché vuol dire che è autunno quando succede tutto questo. Ed è coerente. È autunno perché si sta seminando, ci sono i corvi, la stagione della semina, ci sono i cervi con i palchi. Non so se voi avete fatto attenzione, ma vedete il cervo grande, che palco grande che ha. Ora, i cervi hanno il palco in questa stagione dell'anno, verso novembre lo perdono. E quindi anche questo ci dice, cominciamo a vedere anche il quando, no? E tutte queste cose, per chi vedeva allora queste figure, dovevano essere assolutamente chiare. Siamo noi che facciamo un po' fatica. Nella situla c'è un altro elemento che ci parla del paesaggio, perché sopra un cavallo con il cavaliere, cioè non di quelli portati, diciamo, con la redine, c'è un altro uccello che è diverso. Se li guardate sono completamente diversi. C'è il corvo, la cornacchia, l'altro è un animale che ha le zampe lunghe, il collo lungo, il becco lungo un po' appuntito. È una sorta di trampoliere, cioè è un uccello che dice: dove siamo? Siamo in un posto dove c'è l'acqua vicino. Perché questi sono uccelli acquatici. E infatti siamo a Montebelluna, che è un territorio, che è il territorio di questa città, è il territorio del Piave. Alla fine è uno degli imbocchi della valle del Piave che consente di arrivare, diciamo, se non passiamo dall'Alpago, dalla strada che oggi fa l'autostrada A28 da Vittorio Veneto, se si vuole andare verso il Feltrino, da lì si passa verso Quero. Quindi è un territorio che è quello lì, e viene indicato da questo simbolo. Quindi capite come il senso del paesaggio in questa situla è completamente diverso dalle altre 2 di Montebelluna che abbiamo visto, ma passa sempre attraverso simboli. Vi faccio vedere molto rapidamente una delle ultime cose, altre 2 cose un po' più rapidamente. Perché? Perché l'arte delle situle deve aver avuto una tale risonanza che qualcuno che non si poteva comprare il vaso di bronzo si faceva fare una specie di coppietta in ceramica. Cioè ci sono alcuni vasi in ceramica che sono decorati nello stesso modo, che sono la versione un po' più economica della stessa cosa, no? Perché anche questo è molto... Come facevano a fare delle figure su questi vasi? Questo è un vaso di Este, probabilmente prodotto a Padova, e anche questo ha un suo senso. Come facevano a farlo? Probabilmente usavano delle forme di cuoio che venivano appoggiate sulla ceramica prima della cottura, poi erano stese, quindi prima con la punta si incideva la figura, poi si stendevano i pigmenti colorati e poi si cuoceva il vaso.
Vi faccio vedere lo sviluppo di questo vaso che è un po' particolare. Qui ci sono 3 armati che vedete hanno lo scudo rotondo, la doppia lancia, l'ascia, l'elmo, che stanno camminando. E ci sono una serie di animali, uno dei quali che ho cerchiato in verde è il cervo, quelli cerchiati in rosso sono strani animaletti, il vaso è molto rozzo come tipo di decorazione, non è facile individuare che cosa c'è, però questi sono animali che hanno un muso un po' lungo, la coda dritta sopra la schiena e che procedono a balzi perché hanno le zampette davanti corte e stanno facendo un gesto quasi del balzo. Quindi è possibile che siano cinghiali. Allora, qual è quel territorio tra Este e Padova dove ci sono i cervi e i cinghiali? È facile, perché sono i colli euganei, sono ancora oggi pieni di cervi e anche di cinghiali, quindi non ci stupisce questa cosa. Un'altra cosa è che sopra i personaggi armati che voi vedete con l'elmo, con tutte le armi, ci sono 2 personaggi più piccoli con dei coltelloni, con dei coltellacci, che si stanno affrontando. Proviamo. Che cos'è questa rappresentazione? Allora proviamo a vedere se in questo caso la forma del vaso è essa stessa inglobata nella rappresentazione del paesaggio. Perché questo vaso che ha questa forma con la spalla, con la parte alta che va verso l'alto, potrebbe essere la raffigurazione dei colli, cioè i 3 armati che camminano sono immersi in un paesaggio in cui gli animali sono quelli del bosco dei colli. I 2 uomini che lottano, che sono più piccoli, sono sopra la spalla del vaso, cioè sono verso la parte alta della collina, un po' come dire sono solo dei contorni, non si vedono i dettagli perché sono nascosti nel bosco. Probabilmente. E quindi che cosa vuol dire questo vaso? Vuol dire che qui esisteva una forma di pattugliamento dei colli e delle loro risorse di animali e di vegetali. Perché? Perché lì passava il confine tra queste 2 città, Este e Padova. E ognuna delle 2 voleva andarsi a prendere un po' di caccia, un po' di acque minerali, un po' di pietra, no? Quindi sono tematiche che, come vedete, ritornano. E in questo caso il paesaggio non è raffigurato con i vegetali, ma solo con degli animali, un po' realistici, anche se realizzati in maniera molto sommaria. E poi vediamo l'ultima cosa, perché? Perché questo è quando il paesaggio non c'è, quando non c'è niente del paesaggio. E voi direte, però ci sono degli animali qua. Sì, ma gli animali fanno parte della storia che adesso vediamo. Questo è un modello di sedile, quindi diciamo una sorta di sedile la realizzazione miniaturizzata di un sedile che fa parte di una tomba principesca di Este, di una donna che si chiama Nerca Trostiaia, siamo agli inizi del III secolo a.C., e sullo schienale del sedile c'è questa scena raffigurata a sbalzo che ci mostra 4 cavalli bardati inseguiti da un lupo. Strana questa cosa, ma non tanto, perché noi sappiamo, e ce lo dice Strabone, che i Veneti avevano una leggenda. È molto bello perché una cosa che noi dobbiamo mettere a fuoco, di tutto quello che non sappiamo dell'antico, è che i Veneti antichi non avevano una mitologia un po' come i greci o come i romani o come gli etruschi, ma avevano delle favole, cioè si raccontavano delle cose, c'era un filò, diciamo così. E una di queste leggende riguarda proprio che cosa? L'allevamento dei cavalli, che era una delle loro risorse economiche più importanti. E dice che la storia raccontata da Strabone dice che c'era questa favola che diceva che esisteva tra i Veneti un personaggio che molti prendevano in giro perché lui si offriva sempre come garante. Quando c'era un problema, quando c'era qualcuno che non funzionava, lui faceva il mallevadore, cioè il garante, no? Cercava di mediare tra le situazioni difficili. E una volta i suoi amici, tra virgolette, che andavano a caccia con lui, prendono nelle reti un lupo e per prenderlo in giro gli dicono
fa il garante anche per il lupo, cioè se lui poi ci distrugge le greggi paghi per lui? E lui dice sì, faccio il garante per il lupo. E quelli, presi da questa risposta che non si aspettavano, liberano il lupo. E il lupo cosa fa? Il lupo liberato va a prendere una mandria di cavalle selvagge e le spinge nella stalla del Signore. E secondo Strabone, questa è la favola eziologica, l'idea dell'origine dell'allevamento dei cavalli, di questi cavalli che poi cavalli veneti venivano, come dire, viene Dionigi di Siracusa a comprare i cavalli veneti per fare razza, corrono le Olimpiadi a Olimpia nel V secolo, cioè erano famosi in tutto il Mediterraneo per la loro velocità e per la loro resistenza. E quindi erano così importanti che avevano meritato di avere una sorta di favola all'origine di questo allevamento. Sappiamo anche da delle iscrizioni che i garanti esistevano, cioè perché c'è una parola in venetico che è vineticaris e che è stata interpretata da Aldo Prosdocimi, il più grande studioso, diciamo, di questa, della lingua venetica, proprio come il significato di queste persone che nella società hanno un aspetto di mediazione culturale. Quindi tutto questo si lega. Allora perché non c'è il paesaggio? Perché ci sono solo come dire, i soggetti della storia, i cavalli e il lupo? Perché probabilmente questo è un mito. Questa non è una narrazione realistica di una storia raccontata come voleva essere raccontata, di un evento ben noto a tutti e che sulle situle tutti potevano riconoscere quando lo vedevano. Questa è la narrazione di qualcosa che si colloca fuori dal tempo, fuori dallo spazio, in una atmosfera mitica e quindi ha bisogno di un inquadramento diverso. In buona sostanza, per non annoiarvi troppo, c'è un paesaggio del mito o il mito è quello del non paesaggio, perché non ha bisogno di essere inquadrato, esce dalle categorie del quando e del dove. Esce dalle categorie spazio-temporali, quindi si proietta su quello che non è un paesaggio, su uno sfondo neutro. C'è di sicuro un paesaggio per l'ideologia della caccia, e la caccia anche nella sua diversità di tecnica. C'è un paesaggio per esaltare la fertilità, la ciclicità del tempo e, diciamo, la metafora del benessere, della famiglia, della discendenza, ed è a volte un paesaggio allusivo. E poi c'è un paesaggio del conflitto. Del conflitto avrete parlato anche con Luca Zaghetto la volta scorsa. Il paesaggio del conflitto racconta storie che i contemporanei conoscevano e comprendevano, anche se per noi è difficile, e ha spesso legami specifici con il territorio in cui si inquadra. E da Montebelluna viene uno degli oggetti più forti in questa rappresentazione, perché include anche il sacro, è forse la figura di una divinità, che è questa donna attorniata da un lupo rampante e da un uccello, quindi dall'animale ctonio, cioè il lupo rappresenta le divinità degli inferi e l'uccello quelle del cielo, attorniata da elementi vegetali che sono diciamo tutta la rappresentazione della terra, e lei ha una chiave in mano che è l'apertura dei cicli, delle stagioni, della vita e della morte, dei parti e via così. E quindi diciamo anche in questo senso la rappresentazione del paesaggio è sicuramente simbolica e si richiama fortemente a quelli che sono, ad una ciclicità, non a caso questo è un disco, che è il ciclo delle stagioni, appunto, della vita, della morte, della fortuna degli uomini. E vi ringrazio.